Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al video incontro organizzato da plebiscito.eu. Era da qualche giorno che non ci sentivamo. Vedo già i primi ospiti che si stanno collegando. Do il benvenuto a Mario, a Maurizio e a Luca. E vedo che solo Luca ha il microfono connesso al momento. Abbiamo ognuno di questi video incontri che stiamo organizzando ha un tema. Il tema di oggi è ovviamente indipendenza e ricostruzione dopo la crisi coronavirus, cioè cerchiamo di mettere un po' come dire, lo sguardo avanti, vista la situazione molto grave che si sta vivendo sotto diversi punti di vista, anche sotto il profilo, diciamo, sistemico economico, perché già sta emergendo, voglio dire, fin dai primi giorni appariva a tutti chiaro la gravità della situazione. Però adesso chiaramente questa grave situazione sta emergendo in tutta la sua drammaticità, anche in termini più vasti e coinvolgendo, diciamo, molte più persone, se vogliamo. In questo senso anche la decisione da parte a vari livelli, ovviamente a livello di governo centrale, ma anche a livello poi regionale con diverse indicazioni, sta aprendo questo dibattito appunto sul dopo, anche se siamo in piena crisi, perché oggi, per dire, ci sono stati 600 morti e passa, e quindi ci rendiamo conto che la situazione è ben lontana dall'essere normalizzata. Vedo che sono entrate in collegamento anche Moira, che si sta connettendo, e appunto Luca. Magari Luca, visto che sei il primo che è connesso, se vuoi dare anche tu un saluto iniziale e dire un po' come hai passato anche questi giorni di Pasqua e Pasquetta o altro che ti... Allora, buongiorno a tutti, o buonasera a tutti, o ciao a tutti, come se vuoi. Niente, sono qui dalla Val Mesolcina, ho passato i giorni da solo, sono stato qui in casa, anche se in realtà qui le limitazioni non sarebbero in teoria così stringenti. In realtà, ecco, vedo che la gente ha capito, è spaventata e quindi si comporta in maniera molto cosciente e coerente. L'ambiente è molto bello perché qua sono in mezzo alle montagne dell'Arezia e quindi praticamente mi sto solo così aggiornando su quelle che sono le condizioni sanitarie. Oggi c'era una bella notizia perché per la prima volta in tutto il cantone non c'è stato nessun decesso. La giornata di ieri ci sono stati pochi C'è qualcuno che è al ritorno che deve abbassare l'audio probabilmente a YouTube o altri audio che vanno, e dovrebbe abbassarli perché danno fastidio un po' a tutti, se no. Ecco, scusa, vai, continua Luca. Niente, ho portato solo il mio saluto e quella che è la situazione anche qui. In effetti si è partiti con la chiusura un po' dopo, soprattutto per il sottocentro, nella zona più bassa, oltre a Monteceneri, Lugano, Chiasso, Mendrisio, per chi conosce le zone, o l'Alto Lago Maggiore. Ecco, qui le chiusure sono state fatte un po' dopo rispetto alla Lombardia e almeno inizialmente c'erano dei numeri molto preoccupanti in proporzione alla popolazione. Da Berna avevano dato segnali negativi perché non avevano avallato tutte le chiusure che c'erano state qui, tutte le decisioni prese
dal Ticino non erano state avvallate, perché ovviamente avevano un riscontro economico immediato. Però ecco, quello che posso dire è che immediatamente a richiesta mi hanno dato un sostegno economico non indifferente, perché mi hanno subito accreditato sul conto corrente il 10% del fatturato dell'anno scorso. Ah, però. Fatto, In quanto tempo? se ti dico in 3 ore... Addirittura? Perché io ho fatto richiesta diciamo alle 10 del mattino e all'1:30 del pomeriggio erano già all'apertura della banca, erano già sul conto corrente. Pensa che conoscenti miei hanno avuto 500.000 franchi nel giro di mezza giornata, immediatamente disponibili sul conto in modo da non fermare l'economia. L'unica richiesta era quella che queste cifre fossero effettivamente spese per pagare tutti i fornitori, gli affitti e tutto quello che è inerente all'attività. Ma fino a 500.000 franchi. Non solo, ma dopo un mese di chiusura è previsto che ci sarà un nuovo sostegno di questo tipo, cioè si può fare richiesta del 10%, di avere il 10% del fatturato dell'anno prima. E quindi stiamo parlando di una situazione che ha risvolti completamente diversi. Il prestito è a tasso zero, però se l'economia non riparte, se ci sono problemi, è previsto che una quota di questo finanziamento sia a fondo perduto. Quindi chiaro. E io, siccome da qui tramite Sky, tramite la parabola, riesco a vedere quali sono le condizioni oltre la ramina di Chiasso, come dicono qua, cioè veramente siamo in un altro pianeta, E io quando mi stupivo di questo tipo di efficienza e di disponibilità mi dicevano: ma guarda che siamo in Europa, non siamo in Africa qui. Cioè il mio stupore o la mia sorpresa veniva sottolineata come un dovere da parte della Confederazione di sostenere l'economia. Chiaro. E a questo proposito, non so se, per non andare proprio tanto fuori tema, per non volervi raccontare cose... No, ma è interessante, credo, un po' per sì. tutti. Ecco, io vi posso dire che il principio che io ho capito, e quindi in questo caso Gianluca mi affido a te, il principio che io ho capito, che poi è stato il motivo perché mi ha spinto a trasferirmi qui 4 anni fa, è che in realtà gli organismi statuali, le comunità, sottraendo una quota di libertà individuali, cioè l'individuo accetta di limitare quello che è la propria sfera delle libertà, in questo diciamo che l'organizzazione statuale deve corrispondere. In pratica il cittadino non è un suddito, e accetta di vivere in comunità perché ha dei vantaggi che superano le limitazioni alla libertà individuale. Non so se sto dicendo delle cose... penso che siano cose di grande significato, soprattutto se raffrontate alla situazione che si vive in Italia, dove invece il cittadino è suddito e anche deresponsabilizzato da un altro punto di vista, no? Certo. Arriva anche a Rossano. Se arriva un po' di gente, diamo un attimo di saluti. Allora, Rossano ne sta raggiungendo. Vedo Ferrigioni, che sarebbe... Ciao. Ciao. Di nome sarebbe? Giovanni. Ciao Giovanni. Il programma. Bene. Allora, dopo che sei Andrea, che adesso dovrebbe riuscire a parlare finalmente col microfono. Ciao Andrea. Ciao. E Rossano che sta litigando col microfono e Ruggero anche che sta litigando col microfono. E fra poco il pseudemo anche loro. No, mi sembra molto interessante quanto che te stavi dicendo, Luca, perché soprattutto penso ti vivi molto bene la differenza
essendo anche, avendo una memoria recente, no? di quella che è la situazione amministrativa del Veneto sotto l'Italia, della differenza che c'è invece nel vivere in uno Stato come quello italiano che deresponsabilizza appunto i cittadini, addirittura li pensa tutti dei putei, basta vedere i provvedimenti, no? Che viene portati avanti in questi giorni, quasi con le reprimende, con lo sguinzagliamento dei droni, degli elicotteri che va a cercare quei che corre da soli oppure che fa grigliate negli attici o in giardino, no? Sì. E quindi c'è una bella differenza, penso, no? Dal tuo punto di vista. Certo. E comunque, ti ripeto, oltre a questo tipo di sostegno economico immediato, Mile da un mese, da 40 giorni che userà lo studio dentistico, e immediatamente io cominciato a pagarne la me dipendente, cioè lo stipendio io cominciato a pagarglielo subito, perché è un provvedimento che si chiama lavoro ridotto e quello immediatamente praticamente ti dà questo sostegno immediato per tutti i dipendenti a richiesta, ed è un provvedimento che esiste sempre per qualsiasi motivo, cioè anche se mica avesse avuto problemi per altre cause, per motivi di salute oppure per altri discorsi che poteva essere, non so, ti sera alla strada e la gente la fa fatica a venire nel tuo studio, ecco, ti immediatamente per richiesta del lavoro ridotto, questo in condizioni normali, non per questa emergenza, e loro ti paga subito i dipendenti, cioè ti sgrava della necessità di dover corrispondere allo stipendio. Questi ovviamente i finanziamenti a fondo perso, e quindi almeno su quelle cifre lì lavoro da restituire assolutamente. Bene, allora do il benvenuto anche nel frattempo a Mario che ha il microfono, Rossano, Ruggero e Maria Cecilia, che tutti dovrei essere collegati anche con il microfono. Salve a tutti. Benvenuti. Sì, appunto, quindi chiaro che la Svizzera da questo punto di vista se su una situazione ben diversa. Oggi si uscì delle prime previsioni. Sappiamo che fare delle previsioni in questa situazione del carattere così sul futuro, su quello che sarà i risultati del PIL previsti, è molto complessi, però già emerge una figura che vede l'Italia con una perdita del 9% del PIL come previsioni, e probabilmente c'è anche una cifra ottimistica. Mi ricordo qualche giorno fa che Lodovico Pizzati che aveva fatto un calcolo in cui mi pareva che semplicemente vedendo la quantità di attività bloccate, come dire, facendo un'analisi così di massima su quelle che già erano le attività chiuse, si poteva stimare un 3,5% di PIL al mese che partiva, insomma. Quindi ormai siamo a 2 mesi abbondanti, per cui effettivamente queste cifre cominciano a diventare degli obiettivi quasi ottimistici per quanto riguarda, diciamo, l'Italia, e il Veneto non è da meno ovviamente in questa situazione, anzi anche peggio. Quindi il fatto così di sollevare il tema del dopo è fondamentale, perché abbiamo diversi problematiche. Ovviamente che c'è la problematica della salute che chiaramente non è ancora risolta, e su questa bisogna dire che lo Stato italiano si dimostra ogni giorno che passa uno dei peggiori per capacità di gestione della situazione in essere ad ogni livello. Fortunatamente il Veneto si è trovato, come abbiamo detto anche negli incontri precedenti, ad avere degli scienziati, degli accademici, dei medici, degli scienziati, in particolare lo staff, il team guidato da Crisanti, no? del Dipartimento di Microbiologia a Padova, che ha saputo affrancarsi e trovare una linea diversa da quella che era stata impostata dall'Italia, e che ha visto quindi il Veneto non prendere per esempio la situazione gravissima che ha visto la Lombardia con Brescia, Bergamo e anche Milano adesso, no? Molto colpito.
Però oltre alla salute bisogna cominciare a pensare anche alla fame, perché c'è tantissime persone che appunto non prende un euro, una lira da mesi, da settimane, da mesi ormai. Sia che sia dipendenti, sia che sia autonomi o piccole attività, che con ogni probabilità molte di queste si destinano a chiudere e a non riaprire mai, perché ti non ti può permettere di avere un negozio, un'attività di qualsiasi tipo, commerciale o di qualsiasi tipo, e permetterti il lusso di stare 2 mesi, 3 mesi così chiuso, senza nessun intervento, ripetiamo, da parte dello Stato, perché si sta ancora parlando delle procedure, cioè cose, a differenza di quello che ne raccontava Luca poco fa in Svizzera, che in pochi minuti elargisce lo Stato come dire, i vari tipologie di contributi in percentuale al fatturato dell'anno precedente. Qua da noi altri stiamo ancora a parlare delle procedure per attivare i mutui, per farsi dare i mutui per impiantare un altro chiodo qua a banca. Per cui ci rendiamo conto della differenza. E non solo, perché uno dice, vabbè, che diamo i soldi alle attività, alle persone per gestire questo momento, ma che c'è l'altro grave problema, che comunque bisogna dopo farle ripartire queste attività, e che è una situazione molto grave, perché prima molte sono chiuse, circa 1 su 2 è chiusa ancora, e dopo che anche farle ripartire non è semplice, perché magari c'è una crisi sia dal lato dell'offerta sia dal lato anche della domanda. Un po' che abbiamo visto i consumi che si stima sia calai del 30%, insomma, e questo calo è tutto dovuto al mese di marzo. Ecco, questi sono gli argomenti in discussione oggi. Mi piacerebbe sentire anche un Rossano, visto che ora abbiamo, se sei attivo. Pronti qua? Eccote qua. Guarda, prima di tutto ciao a tutti, e vorrei dire che mi ha fregato anche la battuta, perché no, figurati, mi ero già anche appunto del meno 9% del PIL, per cui e che ne sono tornato, siamo a Ponte Ansia 31,7 di contrazione dei consumi, per cui cifre, come che ti dicevi te, cifre sono queste. E sì, sarà bellissimo sapere come che intende ripartire, perché numero uno, ricordiamoci una roba dei quote di mercato, una roba che non tira fuori nessuno. L'unica roba che sa dire è state a casa. Sì. State a casa perché non siamo in grado di curarvi, per cui state a casa. E le quote di mercato non sono niente altro. Io ad esempio lavoro per la multinazionale. E il mio prodotto, se non viene fatto qua in Italia, è fatto dai colleghi che lavorano in altre parti del mondo. Per cui se lo stabilimento in Italia è chiuso, la quota di mercato che faceva lo stabilimento in Italia viene rilevata dallo stabilimento in Germania, in Cecoslovacchia, da altre parti del mondo. E la quota di mercato, tendo sempre a ripeterlo, la quota di mercato che è persa, non è detto che quando lo stabilimento riapre ritorni magicamente allo stabilimento che l'ha persa. Una volta persa, è persa, appunto. Mi sentite? Assolutamente, ti sentiamo chiaro e forte, e condivido tutto quello che stai dicendo. Dopodiché una notizia, delle notizie che passa sotto traccia con l'andrà tutto bene. Non andrà tutto bene niente, perché a gente, i più deboli, che già cominciano a pensare alla soluzione estrema. La soluzione estrema è il suicidio. Per cui andiamoci piano con l'andrà tutto bene. Non andrà tutto bene niente. Scarpe e Combipel, che è in concordato preventivo, lasciano a casa 1800 da una parte e 1600 spicci da che altra. Per cui quando che qualcuno ti dice andrà tutto bene, o se no oggi riapro sui 200 metri fino alla prossimità di casa, ma se fotografie che vedo da gente mi fa incazzare, richiudo un'altra volta. Cioè, ricordiamoci bene che l'industria qua è chiusa come che era chiusa la settimana scorsa. E se le aziende non riaprono, il problema che avremo dopo non sarà la salute, sarà il mangiare, ragazzi, rendiamoci conto di questo. E mi soluzione
Non che ne ho viste. Passo. Grazie Rossano. Nel Grazie a te. frattempo, con tutto condivisibile quello che dice, do il benvenuto anche a Matteo, che dovrei sentirne. Grazie, buonasera. Ciao Matteo. Se vuole tranquillamente intervenire in ogni momento, fai pure. Per ora vi ascolto, magari dopo mi presento. Da dove te ne ascolti? Da dove te sei tu collegato? Salta di Piave. Ah, bene, bene. Io lavoro a Treviso. Bene. E te in questo momento stai lavorando o sei tu a casa? In questo momento ho fatto 8 ore a settimana di lavoro a distanza. Il resto è cassa integrazione. Ok. Settore? E lavoro in DeLonghi. Ah, ok. Beh, quindi una delle aziende, come dire, più importanti del territorio qua. Ecco, questa è una situazione classica che ho sentito da diversi. Per quanto, per esempio, sentendo sempre qualcuno da DeLonghi, sentivo che c'è anche un problema, dopo che si varie linee di business, un problema anche di organizzazione, nel senso che ovviamente una società come la DeLonghi adesso sta spingendo molto, sta cercando di spingere magari su un e-commerce, e questo comporta, ma come diceva un'altra persona che lavora là, tutta una serie di problematiche organizzative che Segado vuole affrontare, ci sta affrontando in tempo reale, perché magari già era un qualcosa su cui non si spingeva così tanto prima. Ma io posso dire un qualcosa che non è riservato, perché insomma non voglio parlare in maniera, come dire, non autorizzata, ecco, ma potete immaginarvi che comunque c'è un problema di attività che sono sospese, che non possono essere fatte telematicamente. C'è anche un problema che ci sarà un crollo della domanda. Oggettivamente in tutto il mondo penso che l'urgenza delle persone non sarà comprarsi la macchinetta da caffè. Chiaro. Anche se magari sì, questo è evidente, indipendentemente dai vari settori, questo problema appare in modo più o meno forte o con situazioni diverse. E quindi la ricostruzione a cui faccio riferimento è proprio questo, cioè siccome la crisi che si sta già verificando, senza pensare a quella che avverrà dopo, ma magari che ne parleremo, che ne abbiamo già accennato anche negli altri incontri, è una crisi proprio non solo di offerta ma anche di domanda, perché i consumi crollai, la gente in questo momento ovviamente sta a casa e non compra nulla che non sia essenziale, e anche a livello diciamo business to business, cioè tra aziende, tra filiere, questo emerge in modo ancora più importante. Come diceva prima Rossano, se tra l'altro delle forniture che viene a calare, oppure dei momenti di produzione che viene a bloccare, quel tipo di fornitura viene a rischio da essere sostituita da altri concorrenti o da altre soluzioni, o da altre magari anche filiali della stessa multinazionale che può essere attivata. E questo vuol dire persone dopo che avrà problemi, che resterà a casa. Da questo punto di vista sicuramente emerge ancora di più un'impreparazione italiana, perché in questo momento come si dice, l'alberatura delle decisioni vede il governo col primo ministro che emana sti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non si sa neanche bene, tra l'altro, in tema dal punto di vista del diritto, quanto che sia rispettosi dell'ordine costituzionale. Oggi che c'è sta un appunto, insomma, de Sabino Cassese, forse che avrà eletto, che non è l'ultimo dei rivali tra i costituzionalisti, e che fa riferimento al fatto che appunto sta sospeso qualsiasi altro potere, compreso il Presidente della Repubblica, compreso il Parlamento, eccetera. Quindi da un lato che se
questo governo, dall'altro che sei i governatori delle regioni, ognuno per conto suo, qualcuno che ha la fortuna, come Kagavu Zaya, di avere uno staff tecnico, scientifico, che si riuscì a imporsi, si riuscì a imporre la sua linea, qualcun altro che va un po' più a caso, e dopo che sei 11 comitati di esperti, circa centinaio di esperti, alcuni dei quali magari anche no, che produrrà qualcosa, non si sa, se parla di un'app, se parla di tante cose. Fatto sta che l'impressione che si ha da fuori, anche dagli atti che viene presi, è la totale mancanza di qualsiasi strategia, qualsiasi intuizione, qualsiasi visione, e questo emerge dalla confusione più completa dei provvedimenti che viene presi e dal dibattito. L'ultimo oggi del ministro che avrei letto, che avrei sentito, Boccia, ministro dell'autonomia, come lo si chiama, che si agacciapada addirittura con gli scienziati, che giustamente un politico italiano può permettersi di elevarsi nel dibattito e di accusare la scienza, perché ha detto la scienza non può permettersi di dare più opinioni. Noi altri che abbiamo bisogno di certezze inconfutabili, dimostrando tutta la sua ignoranza, inadeguatezza, e purtroppo questa è la gente che decide. Purtroppo questa è la gente che dovrebbe fare le scelte strategiche per il dopo di fronte a quegli scenari che con gli interventi che abbiamo sentito da Luca, da Rossano, da Matteo, si prospetta in forma drammatica. Non che sia la capacità di pensare a livello strategico, non che sia nessuna, che sia solo un dibattito, come si dice, individuando dei presunti colpevoli, dei capri espiatori, prima quelli che correva, i corridori, i runner, dopo i tedeschi, gli olandesi, l'Europa, adesso Boccia tira fuori anche gli scienziati, però da questo punto di vista non c'è assolutamente nessuna capacità di incidere. L'unico dibattito, dicevo, già sta quello finanziario, appunto, in cui abbiamo visto tutta la confusione dei giorni scorsi, in cui approvava il MES ma non lo vuole adoperare, mentre probabilmente detta così con molta, anche se vogliamo, cinismo, forse il MES sarebbe la soluzione a questo punto anche migliore dal punto di vista nostro, perché vista la totale inadeguatezza e incapacità di sapere dove chi si trova da parte dei politici italiani, probabilmente col MES, magari non subito, ma fra un po', quando che i problemi del buco finanziario che l'Italia sta accumulando sempre di più verrà al pettine, questi nodi, in quel momento probabilmente potrà intervenire a supplenza una troica o qualcosa dall'esterno, perché speriamo di avere qualcosa dall'interno dello Stato italiano, non che sia speranza. L'unica possibilità noi altri sappiamo è l'indipendenza del Veneto. Quindi sicuramente si apre, confermiamo la visione che abbiamo dato negli incontri, una finestra interessante in cui noi altri potremo farsi conoscere, potremo farsi fare per le proposte, in attesa di questo momento in cui questi nodi anche economico-finanziari verrà al pettine, e in cui magari l'Europa si troverà di fronte a una prospettiva di Italia che vuole uscire dall'Unione Europea e il Veneto che magari può restare agganciato a un mondo civile in virtù di comunque che ne distingue in modo molto marcato rispetto allo Stato italiano, rispetto al resto d'Italia. Ecco. Non so se qualcuno vuole intervenire a questo proposito su questi temi, quindi non la crisi immediata, ma la crisi che verrà ancora più grande dopo, perché le varie ondate di crisi si seguirà in forma, secondo il mio punto di vista, sempre più forte, e quindi cosa potrà succedere in quel frangente? C'è qualcuno che vuole intervenire su questo? Ma mi è piaciuto, se posso dire una parola. Intanto grazie a Gianluca Busato che nel 2014 mi ha fatto entrare nell'orbita indipendentista col plebiscito. Grazie. È stato un click che mi ha fatto aprire un mondo diverso.
Però osservavo una roba. Allora, siamo tutti terrorizzati dal MES, mentre l'osservazione che ti hai appena fatto non mi sembra proprio aliena, ma non perché sia buona come soluzione, ma perché purtroppo un paese con le pezze al culo, come è questo, vive di politici o politicanti che non hanno, questo è quello che ormai è un pezzetto che comincio a vederlo, non hanno un obiettivo, un orizzonte, non hanno una visione, perché una visione non ci può essere. Questo è un paese irredimibile, assolutamente, e quindi l'oggetto del contendere non è più la salvaguardia di diritti cittadini, non so, al benessere a Madonna di Dio, ma è il sopravvivere col culo attaccato a una certa poltrona per il più tempo possibile. In questo senso, che arriva la Troica, con rispetto parlando, mica ho 52 anni e vorrei andare in pensione, come dire, quando che sia possibile. Però effettivamente non la vedo una cosa così aliena, che non sia proprio il modo per dare una sferzata a un sacco di gente che non hanno né arte né parte. Questo era una cosa, perché l'osservazione al momento mi dà un attimo il retio, ok? E dopo pensando ho detto no, effettivamente non è una soluzione neanche questa. Le pezze al culo ci verranno più grosse, però quantomeno può essere che scalziamo una volta per tutte una politica che ha fatto veramente solo danni. Ciò non toglie che, voglio dire, mi sono uno di quei che pensa che la cultura veneta sia da diffondere quanto più possibile perché ci è stata negata. E questo per fare in modo che queste riunioni possa avere 1000 persone, no 7, no 12, insomma. Certo. Ecco, per quello che mi concerne, diciamo che seguo un po' tutti, non sono affiliato di nessuno, però mi interessa che la gente cominci a pensare Veneto. In questo senso qua, forse in un momento di crisi come questo, era l'ora di tirar su 4 sacchi di sabbia attorno al Po e attorno all'Adda. Basta, dico Giovanni, da dove sei tu collegato? Io sono collegato da Bolzano Vicentino. Ah, bene. Là come sia la situazione? Ma la situazione qui è tranquilla, a parte il fatto che abbiamo dei cittadini abbastanza disciplinati, nel senso che grandi casini, sono da farmi la spesa, non ho visto casino, non ho visto niente. Però forse Vicenza nel Veneto ha avuto forse Dio ha avuto un occhio di riguardo nei nostri confronti, non lo so, ma insomma comunque non è malvagia la situazione. Poi sai, allora io lavoro in un campo abbastanza disastroso di suo, che è l'edilizia, mi vendo profili per fare i finestri in PVC, ok, per una multinazionale. Allora io ho a che fare con qualche azienda strutturata, ma con l'80% di aziende dalle micro alle piccole imprese, e effettivamente hanno tutti, cioè mi arrivo solo fino a Ascoli per capirsi come area, voglio dire, 3 se sani e puoi riprendere tranquillamente, e che altri 97 non lo so. D'altro canto, voglio dire, come dire, tutto ciò che ha dopato la nostra economia, che è, non so, gli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico e Madonna de Cristo, probabilmente non siamo in grado di erogare 600 euro a una partita IVA, figurate il resto, voglio dire, se potremo permettersi. Non so. Io ve lo racconterò quando riprendo a girare dai miei clienti. Attendiamo i tuoi aggiornamenti. Intanto grazie Giovanni del tuo contributo. Dopo è venuto anche ad Alessandro, che forse ne sente, solo in audio, già collegato. Sì, io sento, però non mi vedo mica come figura. Vedo che il video scollegato. Sì, ti sentiamo perfettamente. Anche perché lei è la prima volta che mi collego, quindi non sono da dove siete collegati, Alessandro? Da Rovigo. Oh, che bello a Rovigo. Come è a Rovigo la situazione? Non si può dire niente perché lei è un disastro. Non è niente in giro, però penso che sia un figlio dappertutto. Sta lavorando questi giorni qua? No, mi adesso sono in pensione comunque. Ah, ok.
Però mi ricordo di te perché siamo andati a Villa assieme in Corriere. Bene. No, vedendoti da voce non riconosco, però bene, mi fa molto piacere. Non so come si fa, start video forse. Sì. Ecco. Eccolo qua. Adesso lo rivedo. Ecco, Ben sì, arrivato sì. da Alessandro. Bene, mi fa molto piacere quindi che abbiamo un po' delle rappresentanze da diverse aree del Veneto, da Treviso, da Vicenza, da Vicentino, da Andrea, da dove sei? Da Mansuè, penso. E anche se il microfono stacca, vedo Andrea, da San Donà Mario e dalla Svizzera Luca. Scusate, San Donà e Piave. Da San Donà de Piave. Bene, allora, questi sono un po' i temi. Sì, la situazione, secondo me, che dovrissimo riuscire a creare, se proprio attraverso anche questi video, secondo me va benissimo in questa fase, perché altri tipi di attività sono molto difficili da mettere in atto, per ovvi motivi, insomma, e anche probabilmente non consigliabili, insomma, anche dal punto di vista dei pericoli per la salute. Però questi video viene visti, questi video falso effetto, e anche ha la capacità di attivare le persone come voi altri, che comincia ad usarle come mezzo di comunicazione, condiviso in questo caso, e in un qualche modo ne rafforza. È chiaro che bisogna, come diceva Giovanni, fare di tutto per coinvolgere altre persone, cioè quello che dovrissimo riuscire a fare è anche un passaparola di coinvolgimento di altre persone. L'orario, se un orario che magari non sia così agevole per chi sta lavorando, però d'altra parte se probabilmente il migliore orario, perché dopo farli più tardi comporta altri problemi, perché ognuno ha la sua famiglia, eccetera. Per cui ecco, il suggerimento che darei ad ognuno è proprio quello di fare un passaparola attivo. Più o noi faremo uno alla settimana di questi eventi circa, e i giorni potranno essere lunedì, martedì o mercoledì, insomma questi più o meno a seconda un po' degli impegni che potrà essere. Mi credo che più che va avanti questa situazione e che non è destinata a chiudersi a breve, penso che anche questo sia un qualcosa che abbiamo capito tutti, e più aumenterà l'attenzione su quello che stiamo facendo da parte dei nostri concittadini, da parte dei veneti, perché anche i vari simulacri che viene agitati dai soliti rappresentanti politici, da Zaia in primis qua nella nostra zona, per non parlare di altri che neanche i veneti, venirà a cadere, perché di fronte alla gravità della situazione in questo momento ti imbota, perché c'è la paura come dire, per la salute, quindi ti fa riferimento all'autorità. Ma nel momento in cui morderà sempre più forte la crisi economica e purtroppo la situazione di difficoltà per tanti, come che si diceva prima, con qualcuno che ci avrà anche decisioni molto gravi purtroppo, a quel punto non regge più come si dice, nemmeno queste pantomime politiche, che sai se definitivamente calai per alcuni personaggi tipo Salvini, tipo i rappresentanti del governo e quant'altri, ma venirà meno anche su quei che tradizionalmente faceva un po' da cani da guardia del sistema italiano, che paradossalmente già era quei politicamente più vicini a noi altri, appunto la Liga, quello che sarebbe stata della vecchia Liga, che si confluiva nella prima Lega Nord e adesso Lega Italia, o sapevamo bene, è il primo ostacolo per la nostra indipendenza, perché c'è quei che ha il Bostic, Tacasso e Careghi italiani. E quindi condivide, magari si permette il lusso di, come dire, fare un po' gli eretici, come sta facendo Zaia rispetto per esempio al governo italiano, ma alla fine riporta il fieno costantemente nella cascina italiana, perché è quella che li tiene in piedi, perché è quella che in un qualche modo garantisce la gestione del potere che gli esercita da decenni, da 30 anni.
E quindi mi sono convinto veramente che venirà meno tante situazioni, tante maschere che fino ad oggi impedivano una presa di coscienza. Purtroppo dispiace dover dire che questa sarà incentivata dalla gravità della situazione economica, dispiace molto. Tutti quanti noi altri preferissimo che fosse una presa di coscienza più, come si dice, naturale, più basata su concetti alti, sulla cultura, su tante cose, però sappiamo ben che purtroppo la gente se diventa più sensibile ad ascoltare le soluzioni quando... No, sono impegnato. Ecco, quindi credo che questo possa essere qualcosa di importante. E ripeto, le ondate di crisi, è più di una. Adesso che abbiamo la ondata della salute, giusto per ripetere i concetti e fissarli, stiamo già entrando nella ondata di crisi economica e che sarà l'ondata di crisi finanziaria fra un anno probabilmente, o può essere fra 9 mesi, fra 15, non lo so perché è difficile fare previsioni, però chiaramente una volta passata l'emergenza, che anche vede l'Europa permettere all'Italia di indebitarsi senza fare tante storie, passata sta prima emergenza, a quel punto verrà fuori come si dice, tutti i problemi con un'Italia che avrà un debito pubblico su PIL del 170-180%, se non di più, e con una situazione, diciamo, detenuta proprio del debito sovrano che farà prendere delle decisioni agli investitori probabilmente gravi e che costringerà allora sì all'intervento di, come dire, di forze esterne, appunto come si diceva prima, per supplire all'incapacità italiana. Per cui se noi altri teniamo presente questo arco temporale, l'immediato, dove siamo tutti tenuti a essere responsabili, a evitare di cercare di ammalarsi e di far ammalare i nostri concittadini, alla fase fra subito dopo, che comincia adesso e durerà mesi, ma in cui ancora non vedremo ben chiaro dove che si sta andando. Magari qualcuno sì, ma a livello del popolo, intendo, non sarà ben visibile chiaramente dove che si sta andando, si capisce solo che si va in crisi. E sarà qualcosa tipo quello che si è avvenuto molto in peggio nel 2008-2009, ma molto peggio rispetto ad allora. E dopo l'ondata successiva, come vi ricorderei anche qualche anno fa, che si è arrivata col 2011-2012, quando tanti nostri concittadini imprenditori hanno preso delle scelte drastiche, vi ricorderei, perché la crisi finanziaria aveva cominciato a mordere in modo per loro più incontenibile. Più contenibile. E a quel punto noi altri tutte queste cose le vivremo probabilmente con termini più accentuati rispetto a qualche anno fa, con termini che per certi aspetti non si è mai stati vissuti. Quindi stiamo entrando su una fase veramente nuova, su una fase inedita, di una gravità assoluta, in cui tante famiglie perderanno reddito, tanti imprenditori perderanno la sua attività, tante situazioni, come dire, anche dei diritti acquisiti venirà meno, perché quando lo Stato va in crisi finanziaria, mi ricordo, non sarà più così tanto sportivo e allegro nel continuare a pagare gli stipendi anche ai dipendenti pubblici e purtroppo le stesse pensioni. Perché se là dove a un certo punto il sistema andrà in crisi. Per cui quando si parla di crisi finanziaria si intende quello, cioè lo Stato che non paga più i suoi 30 milioni di assegni e passa, che ogni anno stacca oggi, ogni mese stacca, scusami, oggi, e che fra qualche tempo probabilmente non riuscirà più a staccare. Vi ricorderei che se passava un po' sotto silenzio qualche settimana fa, il presidente dell'Inps Tridico che ha detto no, ma stai tranquilli, fino a maggio che avevo per pagare il pensione. Hanno anche già la Russia bene, però. Gianluca, guarda che hai messo un commento, mi senti tu? Sì, sì.
ho letto un commento di una signora, di una pensionata, che finalmente vuole scrivere anche tanto de cappello, perché è una che si rende conto, che scriveva testuali parole: egoisticamente spero che si riapra più presto, perché così manco qualcuno mi paga la pensione. Ma manco sta qua, ha detto la verità, È ragazzi. vero. Raga, È capito vero. quello che... Bravo, sì, sì. Scusate, mi sentite? Sì, sì. Sì, sì. Io sono nuovo da poco che mi interessa Benvenuto. e quindi diciamo che non ho tanta dimestichezza. Comunque, no, parlando in Veneto, mi esultaria anche l'ondata di crisi psicologica, Ah, sì, bravo. perché prima si parlava dei suicidi, però bisogna pensarci anche per tempo. Bisognerà aiutare tutte quelle persone che si troveranno anche in crisi, oltre che finanziaria, anche a livello della psiche. Questo dobbiamo tenere presente. Bravissimo. Perché è anche un'altra cosa, quindi l'ondata di crisi psicologica e da non sottovalutare anche il fatto che se, oltre che il virus, coronavirus, c'è anche un virus che sta invadendo tutti, che è il virus del pensiero unico, che viene iniettato a quintali, a tonnellate, e senza accorgersi noi subiamo, compresi i veneti. A reti unificate. Compresi i veneti. Ecco, questo è Grazie un'autocritica. Ruggero. Da dove si tocca collegare, Ruggero? Mi sono da Tiene. Ah, da Tiene, bene. Da Tiene. Mi sono un libero professionista che è anche in pensione, però la pensione da fame, quindi devo lavorare, continuare a lavorare per qualcosa, cercare perlomeno. Già nel 2008 abbiamo subito noi piccoli professionisti un calo del 50%. E adesso succederà un'altra batosta. Do il benvenuto anche a Bettina, che però ancora non si è collegata, vedo, con il microfono. Sì, beh, c'è un certo numero di persone, diverse, che fa fatica a connettere microfono o videocamera. Magari proveremo la prossima volta a dare qualche istruzione per aiutare le persone anche ad usare un po' meglio questo strumento. Sono d'accordissimo, Ruggero, perché alla fine la situazione è molto difficile, per alcuni è anche probabilmente insopportabile, sotto vari aspetti. Sono in riunione. C'è qualcuno che mi porti qualcosa da bere? Familiari. Ecco, allora ho messo un attimo in muto giusto per evitare dopo il collegamento. E quindi sicuramente che è una situazione che è molto grave, per cui spero che da questo punto di vista il Veneto, che ha comunque una struttura nel territorio che è un po' più, come dire, presente per certi aspetti, sia adeguato e risponda a questa esigenza che sarà sempre più forte, purtroppo. Mio vedo, cioè, nel senso, anche per esempio, non so, parlando con alcune persone un po' più anziane con cui sono in collegamento, vedo che pesa tantissimo, ma pesa anche su persone meno anziane, perché magari persone abituate appunto a lavorare, vedersi costrette a casa o aver perso il lavoro o entrambe, è qualcosa di molto complesso, cioè da portare avanti, gestire una famiglia, comincia a avere la tenuta psicologica di fronte a un fenomeno nuovo, perché magari potrissimo anche essere abituati ad altri fenomeni anche lavorativi, ma vedere una cosa così dirompente, così inedita, sicuramente può avere un impatto a livello psicologico su tante persone molto, molto, molto forte.
spero che veramente che sia una tenuta della rete anche del supporto psicologico, assistenza psicologica, perché questo sarà un fattore, sono convinto anche. Bene, beh, mi pare interessante, quindi sicuramente, come suggerisce anche Andrea in chat, e sicuramente manderemo delle istruzioni per usare Zoom in modo che anche nei prossimi collegamenti potrà essere più chiaro come connettersi. Vedo anche sempre in chat Maurizio che non si collega via microfono e via videocamera, ma riesce a scrivermi, ne pubblica l'intervento di oggi a cui facevo riferimento di Cassese, di Sabino Cassese, che dice guarda che non siamo su uno stato di guerra e quindi non si sono sospesi, come si dice, i profili costituzionali e le libertà fondamentali dei cittadini e neanche i poteri dello Stato. E ne pubblica il link che è disponibile con l'articolo, con l'intervista pubblicata su Dubbio a cura di Paolo Armaroli. Ecco, quindi anche questi interventi, questi sono molto interessanti. Sicuramente da questo punto di vista una cosa che mi preoccupa è che ancora tiene botta i capri espiatori, cioè dovremmo riuscire nei nostri interventi, vedo che molti di noi altri lo fa, ma probabilmente serve ancora più impegno, a cercare di sfatare quello che è chiaramente un tentativo che fa la politica di trovare dei nemici esterni, no? La politica italiana. O che abbiamo visto, ogni qualche giorno li cambia questi nemici, perché non te puoi tenerli come marionette là in alto e far sì che tutta la gente li odia per sempre. Ogni tanto bisogna che te cambi il nemico. Allora, vi ricorderei che c'era i runner, dopo se arrivai... Già sparì i cinesi, perché all'inizio che c'erano i cinesi, però dopo ovviamente, siccome qua il virus si era propagato in modo così virulento, non si poteva più ciappare con i cinesi, perché cominciava a ciapparsi con i lombardi e con i veneti, se vi ricordate all'inizio. Dopo i runner, e dopo ovviamente tutti gli altri paesi europei, la Germania, cioè la Germania è un mostro. Qua dopo venire, o l'Olanda, in questi giorni addirittura ha cominciato a scrivere di tutto sull'Olanda, che è un paradiso fiscale, che dopo appunto che sta pubblicando un video, non so se qualcuno di voi altri segue Liberi Oltre da parte di Costantino De Blasi, che si andrà a raffrontare tutte le componenti della politica fiscale attuale dall'Olanda, e te vedi invece che su molte situazioni l'Olanda ha anche un fisco più, se vogliamo, più forte di quello italiano. Dopo è chiaro che su altre fa scelte di tipo diverso, ma se c'è una concorrenza fiscale... Scusa Gianluca. Sì. Scusa Gianluca, per via della concorrenza fiscale e del paradiso fiscale, allora ti dico solo due robe. Quando mi confrontavo con i tifosi dell'Italia, gli italioti, eccetera, quando parla del paradiso fiscale, vi ricordo sempre, se quella è il paradiso fiscale vuol dire che ti metti dentro in un inferno fiscale. Bravo Luca, bravissimo. E dopo circa il discorso della concorrenza, ti do un altro dato. Qua che 26 cantoni più il Liechtenstein, che sarebbe quasi un 27esimo canton della Svizzera. Qua che è una concorrenza feroce di quei ordinamenti fiscali. Era una concorrenza anche dal punto di vista giuridico, perché era addirittura codici di procedura diversi da cantone a cantone, per cui un avvocato del Zurigo non poteva mai difendere una causa a Lugano, perché non aveva gli strumenti giuridici per poterlo fare. Mi lavoro nel canton Grigioni, ho fatto domanda di lavorare nel canton Grigioni, ho l'autorizzazione a poter lavorare per tutta la Svizzera, però mi posso, cioè teoricamente dal punto di vista di quel che è il mio riconoscimento dei miei titoli.
però dal punto di vista, diciamo, bisogna che te scegli esattamente il cantone dove te vuoi lavorare, perché è un ordinamento completamente diverso da cantone a cantone. Questo era tanto per il discorso della concorrenza. E il canton Zugo, per esempio, è il cantone che riesce a fare concorrenza anche al Liechtenstein, perché è proprio per ordinamento che applica delle aliquote che è l'1% inferiori ai cantoni che ha le aliquote più basse. Per cui diciamo che siccome i cantoni che le fa più bassa l'IVA è al 4%, il canton Zugo che l'IVA al 3%. Siccome l'aliquota sulle tasse, sulle dichiarazioni delle imposte, quella più bassa è all'8%, il canton Zugo è al 7%. Tanto per capirsi quindi qual è l'atteggiamento, cioè che è completamente opposto. Uno stabilisce già le condizioni prima per favorire quel che è diciamo, il fatto che uno vada a impiantarsi nella situazione più favorevole dal punto di vista economico. Però mi voglio domandarti altre due cose. Scusami se sto dilungandomi. Giustamente ti direi del discorso, te parlare di identità, e l'identità qua la vedo, cosa la vuol dire, perché sono stato sul discorso che ti facevi sull'orario del meeting. L'orario del meeting, ti bisogna che ti pensi che qua alle 6:30 le notte, ma l'era notte fonda anche per noi altri un par di generazioni fa. Dopo, quando siamo stati invasi dall'orientamento culturale italiano, è diventato normale lavorare fino alle 10 di sera, è diventato normale fermarsi alle 2 del pomeriggio e non più a mezzogiorno. Ecco, allora un recupero dell'identità è che vorrei, perché qua mi vedo ancora i ritmi che era qui dei miei genitori o dei miei nonni. Quel che mi voleva domandarti, scusa un attimo. Sì. Puoi spiegare per piacere dove parli? Da Canton Grigioni, Val Mesolcina, Canton Grigioni, Svizzera. Sì. Mi volevo dirti, la crisi economica e finanziaria, bisogna che la sia per forza un'occasione per riuscire a creare un percorso che porta all'indipendenza. E quel che volevo domandarti ancora era quando, se dovesse arrivare a quel punto lì, non vi mettere le mani avanti, che sarà da discutere con l'Italia quanta parte del debito che vuol accollarne è quella che saremmo costretti. Ecco, adesso te lascio rispondere. Beh, qua da questo punto di vista che sicuramente varie, è un punto classico durante l'indipendenza, e che sarà degli accordi, nel senso che sarà delle negoziazioni. Da un punto di vista teorico, noi altri potremmo anche dire guarda, che il debito ti si fatto tutto T e quindi ti paghi T. In realtà, e questo che staria benissimo. E dopo è chiaro che diventa anche uno strumento che noi altri che avevamo di negoziazione invece, proprio per ottenere l'indipendenza in modo più come si dice, vantaggioso possibile per tutti, per noi altri in particolare, ma anche per l'Italia, perché come si diceva qualche tempo fa, se te vivi in una villa stupenda, bellissima, con un giardino curato, e te ha il tuo vicino di casa con cui te condividi a muretta, che invece vive nella sporcizia, nella povertà, nel degrado, questo degrado, questa povertà purtroppo si rimbalza anche su di te, sullo stesso valore immobiliare della tua casa. Quindi abbiamo anche l'interesse, tutto sommato anche egoistico, a far sì che l'Italia non vada del tutto in miseria, ma probabilmente usare proprio lo strumento negoziale delle quote di debito pubblico da accollarsi come strumento per affrancarci nel miglior modo possibile. Faccio degli esempi storici, non che sia delle leggi scritte, che c'è anche una convenzione, non mi ricordo se è quella di Vienna dell'83,
però non ha un numero di sottoscrizioni tale da farla diventare strumento cogente di diritto internazionale, che prevederia tutta una serie di criteri per suddividersi il debito pubblico. Tipicamente i criteri se la popolazione oppure i PIL, se vogliamo, o criteri simili. Dopo che c'è delle situazioni di fatto che si impone, per esempio Cechia e Slovacchia, si è suddiviso il debito pubblico dello Stato cecoslovacco nel rapporto delle due parti per la Cechia, una parte per la Slovacchia. Però là c'era anche una situazione più semplice, perché c'era i due stati che emergeva c'era più omogenei. Oppure dopo che c'è altre situazioni tipo quelle della ex Jugoslavia, dove si sono fatti degli accordi Daytona, mi pare, che ha sancito in modo ben preciso quale che sia sta le modalità di ripartizione del debito pubblico tra i nuovi stati che succedeva al precedente. Nel nostro caso dipenderà, diciamo che abbiamo la fortuna, senza diciamo a bocce ferme chiaramente, auspicando, e mi auspico che comunque la cultura imprenditoriale produttiva veneta magari scheletricamente ma venga preservata. Guardate che abbiamo comunque la capacità di riscattarci, cioè con l'indipendenza sicuramente questa seria una molla che ne faria crescere tantissimo dal punto di vista economico, per cui credo che sarissimo in grado di far fronte a una cifra che potrebbe anche essere superiore a quella della quota parte della popolazione. Perché? Perché fondamentalmente noi altri che abbiamo delle aspettative di crescita tali per cui ne potrebbe convenire. Sarà qualcosa che verrà deciso al momento, proprio in sede, giusto per ricordarsi nel passato che già era una volta in altri modi con cui veniva gestita l'indipendenza, le tende su cui si faceva gli accordi tra i vinti e i vincitori, avverrà qualcosa del genere, quindi che sarà un luogo neutro in cui si ritroverà tra le parti, in cui sarà un arbitro più o meno neutro che cercherà di farne dialogare, e noi altri avremo tutti gli strumenti per venirne fuori in termini vantaggiosi, chiaramente. Io posso dire una cazzata. Sì. Allora, con il debito pubblico attuale, ma mi così me fantasia, ragionavo che potremmo anche accollarsi il 10% di questo debito pubblico. Se mi inventi regione, vuol dire che se occupiamo del doppio, come dire, della media matematica, no? Abbiamo l'8% della popolazione noi altri. Ecco, diciamo il 10%, ma il 10% di 10% dei 2.500 miliardi è uno scoglio. Il 10% dei 4.000 miliardi a cui potremo andare incontro se naturalmente, cioè se, non dico 4.000, io le cifre non le so, non le posso esprimere, ma un debito sicuramente molto più alto, e non dei 100 miliardi. Certo. Sì, al momento... voglio dire... potrebbe diventare troppo anche per le spalle dei veneti, per quel che io... Certo, dopo uno dice, se te carichi insieme a un muso senza gambe, non va da nessuna parte, insomma. Se te carichi insieme a un muso con le gambe, prima o dopo si muove. Quindi può essere che magari poi la rinascita, la ripartenza non avvenga in 10 anni, come che avevo sognato, ma magari in 20. No, ma qua che c'è un concetto da dire anche sul debito pubblico, da chiarire. Il debito pubblico non va a pagare, cioè il concetto del debito pubblico non è quello che te da pagarlo, è che fondamentalmente gli interessi che annualmente te devi pagare per sostenerlo sia partiti affrontabili. Quindi da questo punto di vista, anche se altri, adesso che abbiamo il 2.400, 46 miliardi, e diventeria 240, che avremo un surplus fiscale annuo di 15 a 20 miliardi di euro. Vuol dire che in 10 anni, ma senza neanche dover, te paghi il debito, no? Gli interessi, per cui non è assolutamente un problema per un altro debito pubblico. Se te lo raddoppi, vuol dire che te lo paghi in 20-30 anni, ma il debito, non gli interessi, ma un attimo non dobbiamo pagare il debito. Quindi da questo punto di vista non mi fa assolutamente paura questo, anzi, come dicevo prima, è un punto di vantaggio, perché siamo noi altri
che abbiamo il surplus fiscale, noi altri comunque siamo uno Stato che è ricco, adesso affronterà una crisi tremenda, ma che comunque ha delle prospettive di ricchezza, diversamente da altre parti, da altre regioni italiane. Per cui da questo punto di vista potremo sicuramente negoziarlo. Bettina mi scrive in chat, grazie per l'ospitalità, pardon, questo è Maurizio. Bettina dice, credi che a causa della pandemia la questione dell'indipendenza del Veneto sia rimasta in secondo piano? Secondo me, Bettina diria di no, perché la questione dell'indipendenza del Veneto già era stata messa in secondo piano a causa piuttosto del tradimento che già era stato fatto dai politici veneti, che aveva acciappato la figurina dell'indipendenza e la aveva sostituita con la figurina falsa taroccata dell'autonomia. Adesso già se 3 anni che con l'autonomia ha dimostrato di averne tolto in giro tutti, a maggior ragione con la virulenza di questa crisi che viene fuori, l'indipendenza diventerà l'unica alternativa. Saluti a Matteo che ne saluta, e anche a Maurizio, ma anche noi altri penso che tra poco staccheremo per andare verso cena, che ne saluta per altri impegni. Scusami Gianluca, posso farti l'ultima domanda? Sì, allora, sì, volentieri. Perché non so se sono corso massa avanti, ma visto che si parlava del futuro, allora, ecco, quell'altra faccenda che vuoi sempre domandarti appunto per vedere come si può cercare di risolverla, che ti butterà lì è il discorso che il Friuli diventa un'exclave, che noi altri siamo lì in mezzo, e praticamente che sarà il problema che il Friuli, se resta attaccato allo Stato italiano, e vabbè, ho già capito cosa te vuol dire, però niente. Ti dico come che la penso. Beh, intanto ecco. sarà i friulani che deciderà. Magari i friulani, sì. No, a quel punto, i friulani potranno decidere o aderire al Senismo, o magari che sono tanti loro che vogliono andarsene in Austria e quindi farà la sua scelta. Oppure, se proprio vuole restare italiani, farà come che ha fatto Königsberg, a patria dei Immanuel Kant, che si è trasformata in Kaliningrad. E fa la Prussia orientale adesso è diventata il tocco di Russia, staccata dalla Russia, che fa l'exclave, e farà anche loro così. No. Se voi vi porta testimonianza, testimonianza di qualche friulano, mi seguo diversi clienti in Friuli, diciamo che conoscendo la mia propensione all'inizio fatto me quel culo, ma adesso molto meno, e ora quando è che diventiamo indipendenti, che se sono temo che noi altri? Penso anche a me che sarà così, e non mi sorprenderia Luca, soprattutto anche in virtù, io l'ho lanciato come provocazione qualche giorno fa, anche in virtù della gravissima situazione di gestione dimostrata dalla Lombardia italiana, che anche la Lombardia veneta, Brescia e Bergamo, un pensierino probabilmente lo potrebbe fare se il Veneto diventa indipendente. Da quella parte sta? Sai come la penso, perché ho abitato a Bergamo dal 90 fino al 2015, quindi sai benissimo come la penso. Qui non mi sorprenderia, magari adesso può sembrare un po' così una buttata, ma fra qualche tempo, fra qualche tempo forse non lo sarebbe, perché la storia a volte ciappa dei direzioni che prima non si prevedeva. Ecco. Va bene. Non so se c'era qualcun altro che vuole fare qualche intervento. L'ultimo posso? Certo, con piacere, anche perché mi ho perso. Allora, mi voglio dire una roba, che il futuro di cui siamo io parlare adesso ha bisogno di tutti i veneti di buona volontà. Per cui Veneto è chi Veneto fa. Adesso siamo io a fare discussioni molto interessanti che butta le basi per un futuro, ma il futuro ha bisogno di tutti i veneti, per cui è benissimo parlare, però sarebbe bello che i veneti sappassero delle conseguenze su quello che siamo io a discutere adesso. Per cui quando venirà il momento cioè, la storia ne chiamerà e ne dirà: Ciccio, ti da che parte stai?
Per cui attrezziamoci, ma attrezzatevi e cominciate a pensare che cioè, Dio, comunque l'Altissimo, ne ha dato adesso a una disgrazia, a tutto quello che si vuole. L'importante è la salute. Però, come che diceva Gianluca prima, si verge una finestra eccezionale che in futuro non si ripeterà mai più. Per cui attrezzatevi, pensateci e attrezzatevi. Tutto qua. Buona serata e grazie a Gianluca. Grazie a te Rossano e grazie a tutti, diria. Parole giustissime, sottoscrivo in pieno. Vi invito anche, sia voi altri sia chi ne ascolta, ad iscrivervi al canale YouTube The Press News Veneto, che è quello dove è stato trasmesso anche questo video in diretta, perché così sarei notificati di tutti i video man mano che vi pubblicai e che intendemmo anche spingere nei prossimi tempi, perché è un canale molto interessante, quello di YouTube. Che dire, cari amici, direi che potremo concluderla qua, se no diventa anche troppo lunga. Vi ringrazio tanto, ringrazio tutti. Vi do appuntamento più o meno fra una settimana, fra qualche giorno pubblicheremo sui vari social il momento esatto, la fascia oraria sarà più o meno sempre questa. E direi che con questo vi abbiamo dato il nostro punto di vista, che spero sia stato di interesse per tutti. Molto bene. Grazie. Molte grazie. Grazie Un saluto a tutti. Ciao, Salute a tutti. Ciao. Salute a tutti. Ciao. Ciao.